Tra le tante cose discusse in conferenza stampa di fine anno da parte del sindaco e della sua amministrazione c'è stata anche la vicenda che riguarda la società sportiva Acragas, su cui Firetto ha dichiarato di essersi speso nel corso di questi 2 anni di mandato. Il sindaco ha ricostruito il percorso a partire dal contributo previsto da Enel Sole che doveva realizzare l'impianto, ma che poi gli stessi soci dell'Acragas hanno preferito monetizzare l'incasso per fare andare avanti la squadra nel campionato e farlo poi successivamente. Firetto ha ribadito la volontà della sua amministrazione a partecipare a un bando. Siamo in corsa, ha testualmente dichiarato, per realizzare l'illuminazione dello stadio. Firetto si è detto poi deluso dal comportamento del presidente Tavecchio, anche lui è stato sindaco per come ha trattato la squadra dell'Acragas, emarginandola a giocare fuori casa, destinando alla morte. Ma cosa si ci aspetta da Tavecchio, ha dichiarato Firetto, che non si è neanche dimesso dopo la storica non qualificazione della nazionale ai prossimi mondiali. Il tema che noi trovammo era: bisogna autorizzare Enel Sole a fare l'impianto. Bene, quella operazione di autorizzazione era già pronta e firmata, dopodiché ci fu detto dall'allora amministratore delegato, direttore generale della società: fermiamoci un attimo perché probabilmente facciamo un'altra cosa. La società avrebbe realizzato l'impianto a propria cura e spese utilizzando il finanziamento del CONI, che era a tasso molto agevolato. Bene, si è prodotta una convenzione, il Consiglio ha approvato, non è stato neanche semplice. Dopodiché c'è stata comunicata, dopo sollecitazioni reiterate da parte del Comune, l'avvio del cantiere per evitare e prendendo atto del fatto che la società non lo sta facendo l'impianto. Il Comune non è che può stare con le mani in mano. La società è un patrimonio della città, l'impianto è in ogni caso, al di là della convenzione, patrimonio della città. Ci siamo fatti rilasciare una liberatoria da parte del presidente dell'Acragas con cui ci diceva sì, su nostra richiesta, affinché noi potessimo partecipare a dei bandi pubblici. E siccome ha aperto un bando del Ministero dello Sport che è realizzato in convenzione con il CONI, ci siamo affrettati a utilizzare quella progettazione che sarà in parte che sarà riadattata ad opera pubblica e siamo in corsa per un bando al Ministero dello Sport. Io devo qui dire una cosa, è vero, la società avrà avuto nei suoi rapporti con la Lega, probabilmente qualche passaggio sarà stato sbagliato, però è inaccettabile, e lo dico, che il signor Tavecchio, che è stato sindaco di una cittadina, abbia, rispetto al grido d'appello che gli ha mosso il sindaco della città di Agrigento, l'amministrazione e quindi la città tutta, a fare in modo e dare un'ulteriore chance alla società sportiva, in quel momento mettendosi davanti dal punto di vista della garanzie il Comune. La verità è che la federazione non è più nelle condizioni finanziarie di sostenere questo sistema, non è nelle condizioni, per cui il Consiglio federale ha ritenuto, secondo me, attraverso questa scelta, di fare morire molte società sportive